Ciao bambini, buonasera a tutti. Allora bambini, voi sapete che questa sera noi siamo qua per Zorro? No, è una bugia, Allora, noi stasera bambini siamo qua per Topo Gigio. Altra piccola bugia. Vi do un aiutino, però seguitemi. Dovete dirlo insieme. Allora, questa sera bambini noi siamo qua per... Bravi, noi siamo qua per Pinocchio. Allora, vorrei presentarvi Pinocchio così. Le avventure di Pinocchio come non le avete mai viste, restaurata la filastrocca filmata, realizzata 18 anni fa nel Trevigiano. Riffa i piedi al burattino e lo veste per benino. Per comprar l'abecedario, la Iaqueta vende a Mario. He's changed into a real boy. In italiano, inglese, in dialetto veneto, una filastrocca multilingue, la più lunga del mondo, composta seguendo la versione originale del libro di Pinocchio e animata con una tecnica artigianale quando ancora la tecnologia digitale non esisteva. Tutto è cominciato 18 anni fa in una scuola elementare di Conegliano, mente del progetto una maestra, autrice dei versi in rima. L'idea della filastrocca più lunga del mondo di Pinocchio è nata dalla maestra Liliana Nadal di Conegliano, che con il suo gruppo di bambini delle scuole elementari Marconi realizzò con me questo cartone animato di 15 minuti in bianco e nero. Il filmato originale è stato restaurato e trasformato in DVD. All'interno ci sono anche le immagini di quasi 20 anni fa che illustrano tutte le fasi della lavorazione del prodotto, oltre alla spiegazione simpatica e dettagliata del restauro. Abbiamo lavorato, io e la maestra, più di un anno in un piccolo studio di un ex TV locale di Conegliano e lì abbiamo artigianalmente con forbici, carta e scotch, con una telecamera fissata a piombo sul piano di lavoro, abbiamo realizzato questo cartone passo passo. Ora, grazie ad un contributo della Regione, il DVD verrà distribuito in tutte le scuole elementari del Veneto. Quindi avete capito 3 cose del cartone animato. Uno, che l'ha fatto la maestra Liliana Nadal e io con lei. Seconda cosa, che l'abbiamo restaurato quest'anno e l'abbiamo restaurato per i 130 anni del burattino di legno. Terza cosa, che io sono basso o alto come Pinocchio. E come tutte le storie, anche questa ha il suo inizio. Questa storia comincia all'auditorium Dino Orsi di Conegliano, in una fredda e piovosa domenica d'autunno. Pinocchio arriva in Veneto e parla anche in veneto. Vi presento i meravigliosi pinocchi di legno creati dal maestro Ernesto Favaretti, che come mastro Geppetto ha scolpito la fantasia rendendola materia, coinvolgendo i grandi e i piccoli visitatori giunti all'evento Pinocchio.